Esco a te la linea. Grazie Andrea, buon lavoro Andrea, un abbraccio a tutti i nostri 14 radioascoltatori, il numero classico della nostra trasmissione, da quando trasmettevamo la domenica mattina, siamo trasferiti al sabato alle 10, un'ora, doppiato il tempo. Un abbraccio ovviamente a Matteo, grande abbraccio, prima un amico, poi con tutti i ruoli che ha, politici, ma prima un amico. Un abbraccione alla nostra team di Milano, la vedova di Giordano Pirò, qui è poi testata la nostra associazione, Tina che non può essere presente per carenza di mezzi tecnici, ma che sarebbe utilissimo, indispensabile nell'interloquire e nel creare dibattito per quello che si va dicendo. Sta accudendo anche la mamma, 101 anni, e conosciuta dai nostri ascoltatori e che salutiamo. Quindi noi proseguiamo nella disamina di quello che è la crisi di un elemento fondamentale della vita dei nostri popoli, la crisi del potere dei nostri popoli, dell'effettivo potere dei nostri popoli, quindi la crisi della democrazia. Abbiamo detto Demo Kratos, abbiamo detto che abbiamo fatto riferimento a come si è creata il termine stesso di democrazia in Grecia, nell'antica Grecia, le polis dell'antica Grecia. Abbiamo visto che la democrazia come termine è riferita soltanto al popolo, non è riferita alla nazione. Quasi tutti i popoli hanno un nucleo nazionale. Che cosa distingue il popolo dalla nazione? Il popolo è un aggregato di interessi che vanno anche oltre una discendenza comune, una parentela anche di popoli, di assiemi, di aggregati di persone. No, il popolo assume tale caratteristica quando vi sono interessi che vanno anche oltre quello che è l'ascendenza in qualche modo tribale. Il far riferimento a un progenitore originario, come avviene nelle tribù, come avviene nelle nazioni. E la mitologia, la storia, l'antica Grecia, l'antica Roma, ci dimostrano come la cosa sia reale, sia un dato di fatto, un dato storico. Ora, chi mi ha preceduto nella trasmissione ha detto molto esattamente, con notevole acume, che vi sono tante passioni, tante aspirazioni, tanti interessi all'interno del popolo che paiono morti, ma che in realtà sono svegli, sono sotto come l'abbraccio sotto la cenere, sono tuttora vivi, che basterebbe risvegliarli adeguatamente perché fruttifichino. Questa è una cosa molto importante e la stessa cosa la applichiamo alla crisi che stiamo esaminando della democrazia. Crisi della democrazia che è la base per poter, la prima base di affermazione della libertà individuale e di gruppo è per poter poi esaltare le caratteristiche e le peculiarità di un popolo. Il popolo, il quale ha un suo potere sovrano e deve esistere come popolo, che deve avere un complesso di persone, compresa la parte nazionale, che hanno interessi comuni così forti da tenere aggregate insieme. Questo è andato in crisi questo modello. Abbiamo dato un rapido sguardo, adesso poi dobbiamo andare a esaminare. Abbiamo dato un rapido sguardo alle più piccole delle entità attualmente esistenti e ci siamo chiesti se
ad esempio nei piccoli comuni, la democrazia tuttora sopravviva. Abbiamo dato una risposta interlocutoria molto incerta e ci riferiamo, siamo tornati ad esaminare un fenomeno molto più importante. E cioè, dobbiamo prendere atto che esistono dei potentati che sono stanno sopra gli stati, stanno sopra i popoli, i quali sostanzialmente hanno il dominio della vita sociale. Lo vediamo che tutta quanta il dibattito pubblico, lo stesso dibattito politico è delegato al digitale, tutto avviene sul digitale. Addirittura le piazze commerciali sono state espropriate delle nostre bellissime piazze, che hanno i più belli mercati del mondo, proprio gioia per gli occhi, sono state espropriate, portate sul web, impersonale, dove il mercato è completamente cambiato il criterio del mercato. Perché? Perché mentre nel mercato c'è chi guadagna, c'è chi perde, nel mercato, nella piazza espropriata e portata sul web, è come al casino, c'è uno che vince sempre. Il proprietario del mercato è come il banco al casino, vince sempre, non può perdere. Quindi è un mercato falsato concettualmente, non è più libero, anche perché in quel mercato viene imposto il tipo di prodotto, la quantità di prodotto, chi viene ammesso, chi viene escluso. Quindi non è un mercato quella roba lì, è sostanzialmente c'è qualcuno che guadagna dal mercato ma non compare in prima persona, a rischiare sono gli altri. Non è principio di mercato come quello che è maturato durante i secoli nella nostra storia. Abbiamo visto che allorché c'è da stipulare, come so, contratti per servizi essenziali, la luce, l'energia elettrica, il telefono, l'acquedotto, l'acqua, la fognatura, servizi essenziali, non è più possibile, le banche, non è più possibile avere un rapporto diretto con persone o un rapporto immediato con un ente che è di servizio, che dovrebbe essere di servizio. Non è possibile. Ti impongono un contratto che tu non puoi neanche cambiare una virgola, e questo è l'indicativo della libertà, è l'indicatore che la libertà non c'è, ho detto proprio. Poi ti obbligano ad accettare qualunque regola, qualunque tariffa ti viene imposta, se vuoi è così, se non vuoi è così lo stesso. Si tratta di servizi essenziali. Quindi quello Stato gestito da questi enti, quello Stato che dovrebbe garantire, che è creato per garantire i diritti e tutelare i diritti fondamentali della persona, quello Stato non è in grado di garantire adeguatamente i servizi essenziali, i servizi dei suoi cittadini. Quindi lo Stato emanazione dei cittadini non è in grado di tutelare i cittadini stessi nei confronti di chi ha più potere, sia per motivi economici, sia per motivi di vario genere, anche politici, ha più potere dello Stato nel rapporto con i cittadini. Il potere tra l'altro di suggestione. Cioè, noi siamo soggetti allo Stato, ma in quanto è di nostro supporto, di nostro servizio, nel momento in cui non è più di nostro supporto, di nostro servizio, fa quello che vuole con un mercante qualunque, non è più quel qualcuno, non è più assimilabile al concetto di Stato, è qualcosa di diverso. Quindi che ci siano questi poteri che stanno al di sopra del concetto di Stato è dimostrato, è dimostrabile, libero dire. Non siamo più in grado noi di controllare quei sistemi. Il popolo non è più in grado di controllare quei sistemi. Però questi potentati, che sono addirittura al di sopra del meccanismo popolo-Stato, sono al di sopra di questo meccanismo, ovviamente vanno a tendere a che cosa? Vanno a tendere alla
autonoma sovranità, alla loro sovranità. Se per definizione la sovranità spetta ai popoli, il nemico giurato, il nemico immediato di questi potentati sono i popoli. I nemici sono i popoli. Perché non è ammissibile, perché la sovranità spetta a uno o all'altro. Non è che possa aspettare a due insieme. Questi potentati non possono tollerare che ci siano altri soggetti i quali vantano anche solo formalmente quel potere del quale si stanno appropriando. Quindi il sistema funziona in questa direzione. Questi potentati devono passare sopra la testa dei popoli. Lo vediamo, sta accadendo in Ucraina, popolo sterminato, non si capisce bene quali siano poi alla fine i veri interessi in gioco. Il gioco è tra potentati che siano oligarchie da una parte, che siano lobby dall'altra, che non si capisca. Il popolo è vittima e paga con la vita, paga anche economicamente. I popoli pagano economicamente, perché stiamo pagando anche noi, perché indirettamente il potere economico in guerra ci siamo anche noi. Questi sono tempi di guerra. Ora, la domanda è, ma come? Se c'è chi ormai sta acquisendo questa sovranità, soppiantando i popoli, dei quali sono ovviamente naturalmente nemici, se ci sono questi, che cosa possono fare dalla loro parte i popoli per difendere la loro sovranità, per difendere i loro diritti, la loro libertà, è una battaglia di libertà. La cosa che non è tollerabile da parte di questi potentati è la specificità. Cioè, ogni popolo, ogni aggregazione umana si esprime nella fantasia, nell'infinita fantasia del creatore, si esprime in un modo diverso, fantastico, iridescente. E l'umanità è piena di sorprese e continua a essere piena di sorprese. Diceva prima, nella trasmissione precedente, diceva improvvisamente di un cuore che una tal passione per il cinema è ancora viva, il cinema è ancora vivo anche se tutti lo danno per morto, diceva prima. È così. I popoli sono questi. Chi vuole soppiantare in modo totalitario il potere della sovranità popolare deve appiattire tutto, deve appiattire questa capacità di creare diversità, perché il principio è la diversità, di creare novità. I potentati hanno bisogno dell'asfaltatura piatta, l'asfaltatura totale. Non ci deve essere la personalità che viene fuori e che mette in dubbio qualcosa. Tutto è schematizzato, tutto è preordinato, tutto deve funzionare in quel modo. Questo è l'obiettivo di questi potentati. E più o meno. L'obiettivo di questi potentati che quindi consiste anche nell'utilizzo dei popoli finché non potrà essere sostituito questo utilizzo dall'intelligenza artificiale. Oggi abbiamo grandissime specializzazioni, grandissime selezioni di personaggi funzionali a questi potentati. Domani mattina quelle specializzazioni, quelle funzionalità non servono più perché sono meccanicamente sostituibili, queste persone vengono scartate. È la teoria bauniana, se lo inventiamo, se è inventato il Papa, la teoria bauniana dello scarto. Cioè, quando non ti serve più, tu scatti perché hai il potere di farlo. La concezione di questo tipo è una concezione totalitaria molto peggiore di quella che animava l'Italia, come i nazisti, come i comunisti. Molto peggiore, perché è veramente la possibilità, schiacciando un tasto, di eliminare una fetta, un insieme, una fetta di popolazione. Questo è il potere di Kratos che si sta trasferendo, sul quale stanno mettendo le mani questi potentati
e che si dimostra, ripeto, nella vita di tutti i giorni. Oggi come oggi, se c'è un dibattito, il dibattito avviene sui social. Sempre più viene favorito il chiacchiericcio dei social rispetto all'opinione, rispetto al dibattito. La nostra radio discute di cose reali, non è che abbia una grandissima audience, però non è gradita, perché non è quello che è gradito. Il gradito è che ciascuno, anche il più cretino, possa dire la sua cretinata sullo stesso piano dello scienziato, in qualunque materia, che sia una materia specialistica per la quale viene aver studiato il caso, così come per quello che sta nell'esperienza comune. L'appiattimento sotto questo profilo è la garanzia e la base di quel potere e di quei potentati. Se non c'è questa garanzia, se non c'è questo sedimento, quei potentati non hanno possibilità di prevalere. Quindi la possibilità per i popoli di difendersi dall'espropriazione della propria sovranità sta proprio nella specificazione, sta proprio nella, chiamiamola, frammentazione. Quando ad esempio viene proposta l'autonomia regionale differenziata, che tra l'altro è una norma esecutiva di una norma costituzionale approvata dalla sinistra stessa, e viene osteggiata dalla sinistra che ha come riferimento, come patron il Democratic Party statunitense, quindi gli Obama, i Biden, compagnia cantante, che sono di partner e sostenitore di questi potentati con sede in America. I potentati sono sostenuti negli Stati Uniti dal Democratic Party. Benissimo. Quando si oppongono per un disegno di questo tipo, cioè nel momento in cui tu differenzi, anche solo amministrativamente, funzionalmente, una roba da poco, a ben vedere, differenzi a favore di singole popolazioni, in favore di singole popolazioni sul territorio nazionale, come Veneta, piuttosto che quella lombarda, piuttosto che quella piemontese o quella abruzzese, benissimo. Nel momento in cui fai una differenziazione di questo tipo, non c'è più la possibilità di omologare, non c'è più la possibilità di totalmente controllare, cioè di schiavizzare. Ecco perché lo stesso fatto di volere in Italia in questo caso, un'autonomia differenziata regionale è in sé una battaglia di libertà. Se vogliamo mantenere i popoli, che al popolo spetti il potere e non ai potentati che si stanno imponendo, la battaglia per la difesa di un'autonomia, di una differenziazione è fondamentale. Ma in questo caso come in altri casi, cioè le specificità dei popoli sono il vaccino contro la possibilità di un dominio schiavistico totalitario da parte di potentati che sfuggono completamente al controllo dello Stato. Sono sovrastatuali, sono sopra i popoli, sono contro i popoli. E qui il significato è pesante. L'osservazione è in questi termini. Noi stiamo cercando di creare strutture e mezzi interni al nostro ordinamento, alla nostra struttura statuale, per far sì che il popolo, noi, quali partecipi del popolo, manteniamo la sovranità, il potere, che altrimenti ci viene espropriato e lo vediamo giorno dopo giorno. Se io voglio cambiare il contratto al mio telefono, devo prendere e andare a accettare il contratto in un altro telefono, senza modificare niente. Quindi la mia libertà contrattuale, che è la prima base di manifestazione di libertà di qualunque società, è annullata.
io non ce l'ho più per poterci riappropriare e impedire comunque questa frana verso il totalitarismo, occorre azionare quelle che sono le specificità della nostra società. E infatti voi vedete che il commercio a minuto praticamente è sparito, l'artigianato è sparito. Abbiamo per ora i supermercati tutto concentrato, quindi questi vanno a prendere determinate tipologie di alimenti che li mettono sul balcone, se vuoi sono quelli, se non vuoi sono quelli lo stesso. Ma non è finita, perché il processo non è soltanto quello. Dicevano addetti del settore dei supermercati che sempre più andrà verso la fornitura di un servizio, cioè praticamente la fornitura di un'azienda. Per il bene del consumatore, per carità, a questo punto non più un consumatore, ma un cittadino assistito, un po' imbecille, che non è capace di gestirsi da solo, quindi assistito. Cioè praticamente questi supermercati diventeranno prima o poi dei propositori di diete vere e proprie. Va bene il latte alla mattina, questo che l'altro, ecco io te lo predispongo, te lo propino, te lo do. L'opinione comune. Un'opinione comune che non è più regolata, e anche questa è una cosa che gli attenti ascoltatori di questa radio avranno notato. L'opinione comune non è più regolata nemmeno dalla disinformazione di sinistra. La disinformazione tipica della sinistra, creata da Stalin nel 1939, l'Istituto Andropov, l'istituto universitario che studiava il modo per ingannare il suo popolo. Questo sulla base del fatto che Stalin dice: siccome io sono comunista, posseggo la verità, posso anche cambiare la verità. Cioè, la sintesi, è così, nessuno può smentirla. Ora, bene, nemmeno la disinformarsi basta più, perché comunque sia la disinformazione di sinistra, che fa capo ai noti giornali di area, hanno un difetto per questi potentati. Hanno un difetto che comunque, seppur in modo distorto, aiutano a pensare, fanno pensare. I potentati hanno bisogno di gente che non sia capace di pensare, che non sia in grado di pensare. Hanno bisogno dell'appiattimento totale. Quindi, nell'ambito di questo appiattimento totale, anche una disinformazione orientata a sinistra, orientata verso chi sostiene questi potentati, non è sufficiente, è pericoloso. Occorre che l'opinione generale, cioè tutte le opinioni di tutte le materie, comprese quelle specialistiche, siano tutte poste sullo stesso piano, e il vero organo di questi potentati ci sono l'influencer, il deficiente qualunque, il quale decide che si intende di tutto, può parlare di tutto, siccome l'influencer è simpatico, o canta, o è bellino, come so io, le fa tutti i colori, viene seguita, e l'opinione cretina di questo tipo viene seguita e prevale. Diventa prassi generale. Se tu non segui quella prassi da cretino, sei cretino di fatto, quindi devi per forza adeguarti al cretinismo per vivere la tua vita sociale, così come viene impostata dai potentati che stanno sopra. Questo è il quadro nel quale noi parliamo di crisi della demografia, perché nel momento in cui queste discussioni avvengono in questo modo sul web, negli apparati digitali, è chiaro che non c'è più un'opinione comune, non c'è più un costume. E infatti, guarda caso, ecco la cultura rock, ecco la cultura, la cultura della distruzione della storia. Cioè, non si deve distinguere tra uomo e donna, tra i sessi, non si deve discriminare qualunque roba che non si sa per quale motivo diventa discriminatorio. Soprattutto si deve cancellare la cancel culture,
si deve cancellare quella che è la memoria storica, quello che è il portato dell'esperienza, la memoria storica è l'esperienza di migliaia d'anni dei popoli. Va cancellata, va distrutto, perché? Perché se c'è una memoria storica, se c'è un sedimento di pensiero, chi sta sopra, i potentati, non possono dominare, non possono fare quello che vogliono. Devono fare i conti con questa storia, con questa esperienza. Questo è il dibattito di contrasto fra il potere del popolo, il potere che spetta al popolo, e il potere di questi potentati. Vi faccio un esempio che chiunque di voi può fare. Siete stati in vacanza, io qualche giorno me lo sto permettendo in questi giorni, al mare, in Abruzzo, ci vado perché c'è un mio fraterno amico, un fratello vero e proprio, quindi ci sto volentieri per quel motivo, se no non sarei stato a casa, ma vado perché ho una relazione affettiva con gente alla quale voglio bene. Ieri sera siamo stati ospiti di amici di questo mio amico, Bruno e Costanza, i quali hanno messo in tavola con linguaggio culinario qualcosa di spettacolare riguardante Abruzzo, la terra d'Abruzzo, la loro terra che amano. Bene. Se noi ragioniamo e andiamo a ragionare con quel criterio totalitario che abbiamo descritto prima, questo diventa impossibile. Diventano impossibili queste alzate di ingegno che fanno prevalere l'affetto sugli interessi, sul profitto. Inaccettabile. Diventi un cretino se lo applichi. È inaccettabile pensare al linguaggio dei prodotti della terra d'Abruzzo, meravigliosa terra d'Abruzzo, dove tu vai a aggiustare qualcosa di specifico e di particolare. No, perché è il potere che ti dà la dieta, ti dice quello che devi mangiare e quello che non devi mangiare. Ti dirà che a te sono sufficienti tot calorie, quindi devi mangiare soltanto fagioli e carne te la stronzi. Questo è quello che già adesso possiamo vedere e stiamo vedendo, a partire dalla mancata possibilità di controllo da parte dei popoli delle guerre che sono in atto. I popoli non contano niente in quella vicenda qui. I popoli zero. I popoli i quali dovrebbe cercare sovranità zero. La sovranità evidentemente ce l'ha qualcun altro che non sono neanche le istituzioni che promanano dai popoli, ma qualcun altro che ci sta sopra. Questo è il quadro di insieme della crisi della democrazia e dell'importanza, quindi, ad esempio, della norma sull'autonomia differenziata, che è come il sassolino che va a spaccare la macchina che vuole rompere, che vuole appiattire tutto quanto. Perché il sassolino che spacca la macchina. Benissimo. Non sarà il massimo dell'efficienza, non sarà il massimo ma chi se ne frega? È un'azione di libertà. Nel momento in cui azioni di libertà contro questi potentati che ci sono, e l'abbiamo dimostrato, e che impongono il loro potere, privandone i popoli, ma per carità di Dio, va bene tutto. Ogni azione di libertà è sacrosanta per chi crede che ai popoli spetti un proprio potere specifico. Che risale alla notte dei tempi, che ha un suo luminoso esempio nella Grecia antica, che ha un luminoso esempio nei comuni lombardi che costringono il grande Federico Barbarossa, Rothbard, Federico I di Hohenstaufen, lo costringono alla pace di Costanza, e quello utilizza i patti della pace di Costanza per pacificare anche gli altri popoli tedeschi per quali era il conflitto. Pensate le svolte della storia come sono. Finora è prevalso il potere dei popoli.
anche attraverso momenti difficili, questi imbuti della storia, quale la pace di Costanza, la battaglia di Legnano, il mitico Alberto da Giussano, l'Alberito. Questo però hanno trovato oggi questa prevalenza dei popoli è a rischio. Adesso vediamo anche l'altro aspetto, e cioè abbiamo visto che la democrazia rimane solida e si sviluppa nel momento in cui è effettivamente fatta, lo dico tra virgolette, è effettivamente attuata e non deve essere attuata fin dalle strutture base della società. Quindi le strutture base non intendo la famiglia, la vocazione, eccetera, le strutture base della società, cioè dell'istituzione istituzionali. Ora, strutture istituzionali di base. Consideriamo quindi se effettivamente nei nostri comuni, e qui sappiamo che ci rapportiamo ancora poi al ragionamento sulla autonomia differenziata, se nei nostri piccoli comuni il principio democratico, questo Kratos, potere del popolo, è effettivamente attuato nei piccoli comuni. Partiamo da lì. Un tempo, diciamo, fino a 50 anni fa, 60 anni fa, i piccoli comuni avevano come caratteristica abitativa di chi risiedeva in quei comuni una caratteristica, diciamo, tra virgolette, nazionale. Erano sostanzialmente gruppi di famiglie, di solito imparentate tra loro, si sposavano tra di loro e alla fine il comune, se voi osservate, addirittura alcuni comuni hanno il nome che è lo stesso dei cognomi delle famiglie. Pensate alla Valle di Magna, era d'origine dei Calderoli, per non fare nomi e cognomi, ci sono paesi interi, Rota, Locatello, Mazzoleni, cioè che sono né più né meno che i cognomi della gente che abitava. Ecco, principio era questo, di blocchi interi di famiglie che sostanzialmente alla fine avevano lo stesso cognome, quasi. Quindi fino a 50-60 anni fa la presenza nei comuni, nei piccoli comuni, di nuclei, tra virgolette, nazionali, cioè familiari discendenti da unici ceppi, era prevalente. Dopo la fine della seconda guerra mondiale, così non è stato. Prima di tutto perché è stato attuato qualcosa di incredibile e micidiale. Cioè, è stato consentito, ad esempio, ad un soggetto, quale la Fiat, cioè la famiglia Agnelli, di aprire un canale di immigrazione interna che come minimo andava regolato e andava vista. È stato spogliato il Sud delle sue migliori forze lavorative e intellettive per accrescere la produttività di un'azienda privata che aveva in proprio i guadagni e i costi invece erano distribuiti sull'intero popolo. Questa è una caratteristica che è un po' strana, che però nel mondo progressista è sempre stata sottaciuta, non è mai stata messa sufficientemente in rilievo. Ora, quindi abbiamo avuto questa potentissima immigrazione interna e i piccoli comuni, specialmente quelli intorno alle città, sono diventati il luogo abitativo, il dormitorio di tantissima gente. Ora, dire che quei piccoli comuni hanno conservato la loro caratteristica di controllo anche territoriale, è dire un falso. Di fatto ci si è trovati di fronte a popolazione maggioritaria che con quel luogo, con quella cultura, con quelle attività aveva poco a che vedere, poco a che fare.
Possiamo parlare in questo caso, in questi casi, di popolo? Avrei qualche dubbio. Avrei qualche dubbio perché non basta il fatto che uno vada a dormire in un comune perché ci sia popolo, perché ci devono essere interessi qualificanti e unificanti. Quegli interessi unificanti e qualificanti su cui avere l'appartamento e di andarci a dormire, qualche dubbio viene. Quindi, indubbiamente, il concetto stesso di appartenenza a quel comune, a quella comunità, quindi il concetto stesso di democrazia applicato a quel comune, modificato, è diverso, va analizzato in maniera differente. Poi conto che accanto a queste popolazioni, a questa gente di varia provenienza, di varia cultura, delle più svariate opinioni, si sono aggiunti poi gli insediamenti di tipo commerciale. Voi immaginate piccoli comuni che improvvisamente si vedono arrivare a 60.000 metri quadrati piuttosto che 80.000 o 100.000 metri quadrati di centro commerciale. Stravolgente. È un'immensa città che sotto il profilo economico finisce per assorbire, comunque catalizzare l'interesse della popolazione residente. La popolazione residente il cui interesse a questo punto viene schiacciato. Parlare in questi casi, continuare a parlare di democrazia, quale democrazia? Insiste, anche perché il dominio su questi controllo di queste entità formidabili, potenti, è più in alto, sta più in alto nell'ambito delle istituzioni statali. Sta più in alto e quindi sfugge in larga parte a quella che quindi si pone sicuramente anche nei piccoli comuni, fin dalle piccole comunità, si pone il problema di democrazia, di cosa consiste il potere di coloro che compongono queste comunità. Le città con l'immigrazione sono state stravolte. Le città hanno, specialmente le grandi città, hanno perso la loro caratteristica originaria, quella delle città-stato greche, di avere costi ridotti rispetto a vantaggi che venivano dati a tutti. Oggi come oggi abbiamo queste megalopoli, specialmente all'estero, pensate a Rio de Janeiro, pensate a Buenos Aires, pensate a Singapore, Parigi. Queste grandi città che hanno queste immense periferie abitate da non si sa bene chi, dove il diritto non si sa bene quale sia, dove sostanzialmente quello che era il vantaggio, ciò che faceva popolo, cioè l'interesse a urbanizzarsi, venuto meno. Viene meno perché i vantaggi oggi sono superati dai vantaggi. Pensate a queste grandi città dove ci sono, non so se avete mai visto le favelas di Rio de Janeiro piuttosto che le villas di Buenos Aires, per dire che è un vantaggio. Sono vantaggi questi aggregati intorno alla città, bestemmiare, perché non è vero, non è assolutamente vero, sono dei presenti. Problemi che oggi abbiamo anche tramite l'immigrazione, abbiamo, che non so, a Milano piuttosto che a Roma. In definitiva abbiamo intere zone periferiche che sono fuori da ogni controllo, che sono controllate dalla malavita, che siano controllate dalla malavita organizzata piuttosto che da quella di importazione, però il dato è questo. Quindi il concetto di democrazia a questo punto va rivisto, perché noi sappiamo, questo è un dato oggettivo, che le elezioni, la tornata elettorale non è affatto garanzia di democraticità, significa niente, è un metodo come un altro che fa delle scelte, ma non è garanzia di democraticità. Le elezioni perfettamente regolari, le abbiamo viste nella Federazione Russa, perfettamente regolari, le abbiamo viste in Argentina, perfettamente regolari, per modo di dire, insomma,
diciamo che fate passare per regolari, tantomeno sul profilo protocollare, l'abbiamo visto in Venezuela, che Venezuela sia, per quanto caro ai 5 Stelle, sia un esempio di democrazia, qualche dubbio forse dovrebbe venire. Quindi non solo un'elezione a garantire la democrazia, ma è la effettiva partecipazione a una comunanza di interessi che sono ben definiti e ben qualificati. Se questi interessi ben definiti e ben qualificati non sono identificabili, la democrazia zoppica. E oggi come oggi, in Italia, se noi andiamo a vedere il piccolo comune, laddove ad esempio c'è un insediamento, un grandissimo centro commerciale, piuttosto che di una grandissima industria, dove c'è stata magari una fortissima immigrazione come dormitorio, parlare ancora di formazione democratica secondo l'antico concetto originato nella città stato greca è una bestemmia. Occorre elaborare nuovi concetti, e elaborare nuovi concetti significa anche guardare più in alto, cioè vedere come determinati poteri, determinate funzioni debbano essere regolate più in alto, da enti più vicini possibili alla popolazione, ma a un minimo di altezza indispensabile per poter regolare questi rapporti, ed altri invece possano e debbano essere regolati più in basso direttamente dalla popolazione, perché no? Quindi, oggi come oggi, lo stesso concetto di democrazia è un concetto di democrazia, tra virgolette, differenziato. Non possiamo avere un concetto, un criterio democratico uniforme, vale per tutti i casi. Il concetto democratico va rapportato a ciò che effettivamente può essere realizzabile. Ora, nel momento in cui è armonica questo sistema, funziona in modo armonico, possiamo parlare di democrazia, anche perché in quel caso dobbiamo introdurre comunque gli strumenti utili al controllo di questa gestione di potere. Questo è, nella sostanza, ciò che ci aspettiamo, ciò che guardiamo. Allora, ecco un altro elemento a favore della autonomia differenziata. Un altro elemento a favore dell'autonomia differenziata per un motivo molto semplice, e cioè laddove ci sono determinati poteri, determinate esigenze che non possono essere soddisfatte nel piccolo comune, ma ad esempio possono essere soddisfatte soltanto in un'aggregazione insieme di comuni, in quel caso provvederà l'ente preposto, quello regionale, di origine regionale, intercomunale, che non c'è. Però è proprio attraverso la presa di coscienza che questo concetto di democrazia, potere del popolo, non può prescindere da un controllo, ma che questo controllo deve essere esercitato e deve essere poi valorizzato a livelli diversi. Perché, ripeto, il controllo delle grandi entità commerciali, i centri commerciali di cui sono pieni le nostre terre, mica può essere demandato dai soli comuni dove è insediato il centro commerciale, che per di più spesso e volentieri già che c'è esorbita dal confine comunale da interessare anche un altro. Se facciamo una bella con i comuni per un unico centro di interesse. Quindi serve questa autonomia differenziata, serve per rendere concreto il concetto di democrazia. Cioè, primo, va sempre comunque garantita la possibilità di controllo da parte del popolo. Dall'altra parte consente di gestire effettivamente
quelli che sono stati, a ragione o a torto, gli sviluppi della società. Oggi abbiamo piccoli comuni che non sono assolutamente in grado di controllare assolutamente nulla rispetto a quelle che sono le attività economiche di sicurezza. Assolutamente. Non sono nemmeno in grado di valorizzare alcune peculiarità che si realizzano. Chiaro come il sole, che dobbiamo pensare a nuovo, un concetto diverso di democrazia, quindi potere del popolo, democratos, attraverso una differenziazione di competenze che devono essere il più possibile vicino al popolo per poter essere veramente controllate. Altrimenti, se questo controllo non è possibile, non avviene, ricadiamo nel caso di quei potentati che fanno quello che vogliono, che sono i naturali nemici dei popoli, suprapopulos, contra populos, perché ne sfruttano di fatto il potere, la sovranità. Quindi se vogliamo mantenere, se i popoli vogliono mantenere la sovranità senza che avere schiavi di entità che non sono più in grado di controllare, occorre rivedere il concetto applicativo della stessa democrazia per fare in modo che sia comunque controllabile a livelli il più vicino possibile al popolo, cioè per dire. Quindi, per fare in modo che il popolo possa effettivamente mantenere il controllo delle proprie, di ciò che avviene nella società. E vedete, tutto si collega. Non è che sia scollegato. Laddove, oggi come oggi, abbiamo dei poteri che si sono affermati, che sono sostenuti da correnti di pensiero, la sinistra, il Democrat Party americano, che spingono perché vi appartengono, sono gli strumenti che aiutano il totalitarismo che fa capo a questi potentati, che hanno per scopo il profitto, hanno come effetto l'appiattimento dei gusti, delle libertà delle persone. Il giorno in cui potessero essere istituite l'intelligenza artificiale, li sostituiscono. Quindi l'uomo che non è più protagonista della storia, ma è strumento. Questo è tipico delle dittature. La più spaventosa delle dittature bene. I popoli devono riaffermare il proprio potere, per riaffermare il proprio potere devono fare in modo che il popolo abbia degli interessi concreti a cui mirare e che abbia la possibilità concreta di tenerli sotto controllo. La possibilità concreta di tenerli sotto controllo non può che essere la più vicina possibile al popolo, ma non può neanche essere uniformemente vicina. A seconda dei casi deve essere adeguata. Per poter essere adeguata occorre che ci siano enti anche più in alto del piccolo comune, della piccola amministrazione, della piccola provincia, per fare in modo che tutto sia sempre e comunque sotto controllo e sia controllabile. In quel caso il popolo avrà effettivamente, efficacemente potrà esercitare il suo potere, perché nel caso contrario il potere sarà in mano a qualcun altro che lo imporrà. Quindi il cittadino consumatore, come è stato detto, cittadino che poi diventa uno strumento nelle mani di un potere superiore, quel cittadino deve assolutamente essere di nuovo rimesso al centro della vita politica, alla quale deve anche partecipare. E qui apriamo un altro capitolo, e cioè, forse
e ne tratteremo il sabato prossimo, perché vedete ci stiamo avvicinando alla fine. Comunque, sì, abbiamo ancora 2 minuti. Come? Abbiamo ancora massimo 2 minuti. Sì, abbiamo ancora 4-5 minuti, però accenno soltanto. Nel momento in cui il cittadino può esercitare il potere di controllo, effettivamente la democrazia è fatta, efficace. Quali sono i mezzi attraverso i quali il cittadino può esercitare il controllo di quanto avviene politicamente, avviene amministrativamente, avviene economicamente, e può interessarsi, partecipare? Non è la sostanza della democrazia, la partecipazione, l'abbiamo visto, è anche la struttura. Abbiamo visto tutte le sfaccettature di cosa può significare la democrazia, non tutte, in parte, abbiamo tempo per esaminarne altre, però abbiamo anche visto come il cittadino debba avere strumenti per poter accedere da un lato al controllo effettivo di quanto, quindi anche impedendo ciò che è di detrimento al popolo, e dall'altro campo di partecipare. La partecipazione, non è vero che la partecipazione sia l'espressione prima della democrazia, però è un elemento fondamentale, espressione della libertà. Ora, nel momento in cui noi non abbiamo strumenti idonei, noi cittadini, noi popolo, non abbiamo strumenti idonei per partecipare e per far pesare il nostro parere, è evidente che qualcosa non funziona. Nella democrazia c'è un distacco, per cui questo democratos non c'è. Ora si tratta di riattivare, di rimettere in funzione quei sistemi, quegli strumenti, quegli soggetti sociali, sociopolitici, mediante i quali adesso abbiamo finito, mediante i quali partecipare. Ora, rimettere in funzione significa effettivamente andare a esaminare quello che succede allorché il cittadino voglia incidere, voglia partecipare alla vita politica, alla vita pubblica. Questo sabato prossimo, allora, andiamo avanti perché dobbiamo sviscerare il concetto stesso di democrazia. Io vi abbraccio tutti, abbraccio Tino, la nonna Elisa, Matteo, 14 radioascoltatori, tutti gli amici che ci hanno ascoltato. Un abbraccio a tutti, grazie Andrea, a sabato prossimo, a Dio piacendo. Avete ascoltato Centro Ronchi,